Ciao ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera è parecchio interessante e ci insegna il sistema di valori, cioè che valore posso dare a una cosa, che valore posso dare a una persona, come posso arricchirmi davvero, posso arricchirmi in modo materiale, culturale, spirituale. Diciamo che saranno tante le situazioni in cui sarete messi in discussione o con cui voi spero ragionerete in seguito a questa storiella di stasera. Un aspetto purtroppo negativo di oggi, e ve lo devo dire, è che abbiamo perso una persona incredibile. Purtroppo il mondo del judo ha perso il maestro Naoki Murata, un ottavo dan del Kodokan Judo. Era una persona che si è spesa tantissimo per il judo giapponese e tantissimo per il judo internazionale. Tra l'altro era anche direttore del museo e della biblioteca del Kodokan Judo Institute in Giappone. Questo a significare che non era una persona da solo tatami, era una persona che amava la memoria storica e che voleva persone judoka di cultura che conoscessero il passato per fare bene nel futuro, quindi persone colte dentro e fuori i tatami. Ecco, purtroppo il mondo del judo ha avuto questo grande lutto a causa del Covid-19 per cui il maestro è deceduto. Ci spostiamo e andiamo a leggere la nostra storia zen adesso. Non si può rubare la luna. Ryokan, un maestro di zen, viveva nella più assoluta semplicità in una piccola capanna ai piedi di una montagna. Una sera un ladro entrò nella capanna e fece la scoperta che non c'era proprio niente da rubare. Ryokan tornò e lo sorprese. Forse hai fatto un bel pezzo di strada per venirmi a trovare, disse al ladro. E non devi andartene a mani vuote. Fammi la cortesia, accetta i miei vestiti in regalo. Il ladro rimase sbalordito, prese i vestiti e se la svignò. Ryokan si sedette, nudo e solo, a contemplare la luna. Pover'uomo, pensò, avrei voluto potergli dare questa bella luna. Questa storia veramente ha tante prospettive. Prima prospettiva. Intanto il ladro entra per rubare oggetti materiali. Per lui oggetti uguale soldi. Per Ryokan invece già dall'inizio vediamo come lui sceglie di allontanarsi dalla parte della civiltà, di andare in una capanna, di vivere in modo semplice e di godersi la natura delle cose. Quindi mangiare, bere, dormire, ascoltare il suono della natura, vedere i paesaggi, osservare una bella luna in cielo. Queste erano le cose che al termine di una vita questo maestro zen probabilmente ha portato con sé come grande insegnamento. Se ti guardi intorno, nelle cose che già ci sono, non nelle cose che ti devi procurare, probabilmente puoi trovare tanta bellezza, tanto arricchimento, tanta arte e poesia senza bisogno di dover comprare un libro, senza bisogno di dover vedere qualcosa fatto da qualcuno, ma magari vedendo qualcosa fatto dalla natura. Ecco, questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, come il ladro viene sconvolto, sbalordito. Il maestro Ryokan non ha nulla, non ha niente all'interno della capanna. Eppure, come arriva questo ladro, lui si sente addirittura in dovere di dargli i vestiti, l'unica cosa che ha. Senza pensare alla vergogna o al pudore, anzi no, no, vieni per favore, aspetta, fammi la cortesia, prenditi almeno i miei vestiti, non devi andartene a mani vuote. Questo perché? Probabilmente perché per Ryokan era un momento di festa il fatto che fosse venuto qualcuno a trovarlo, anche se era un ladro. Non perché qualcuno si comporta male, mi devo comportare male anch'io e lo devo cacciare a sprangate. Non per forza perché qualcuno agisce nel male, io risponderò a tono. Cerca di spiegare che per riuscire a equilibrare quel male che quella persona probabilmente ha vissuto da sempre, non può essere altro male a educare. Per educare il male non serve altro male. Serve, se possibile, del bene, se no anche niente. Però intanto non creiamo del male a nostra volta. Quindi l'illuminazione del maestro è anche in questo, fargli vedere che c'è speranza a questa persona, che non c'è la chiusura di hai rubato? Bene, tagliamo la mano.
occhio per occhio, dente per dente. Hai rubato? Vieni qui per rubare? Bene, ti prendo a calci nel sedere e ti mando via e poi ti porto anche alla polizia. No, no. Cercare di dare un ordine alle cose e di capire i bisogni. Perché sta rubando? Non bisogna farsi poi troppe domande, però neanche evitare di farsele. Ok? Cercate di restare voi stessi. Le persone cattive non devono mai cambiare la persona che siete voi. Se voi diventate cattivi perché qualcuno è rimasto cattivo con voi o è stato cattivo con voi, state sbagliando tutto. Non avete capito niente e cambierete la bella persona che siete voi. Sbagliato. Il maestro Ryokan ci dice, anzi, ponetevi con cortesia verso qualcuno che è venuto non per farvi del bene, che è venuto per sottrarvi qualcosa. Dategli quel qualcosa, offritegli qualcosa, dategli, perché se è il suo bisogno, soddisfate pure il suo bisogno, va bene? Parlo di cose materiali, ovviamente. Ecco, non dovete disperdere mai altra negatività, altra cattiveria. Quello sarebbe l'errore. Ma aspettate, c'è un dettaglio in più. Il maestro è talmente avanti che è compassionevole verso il ladro e da solo, seduto, nudo in questa capanna vuota, resta solamente questo scorcio dalla finestra di questa luna incredibile. E che cos'è che ha alla fine il maestro? Ha un rammarico. È triste di non avergli potuto dare questo modo di vedere la ricchezza nella natura. È interessante perché ovviamente per arrivare a questi pensieri il maestro probabilmente avrà avuto una vita molto istruita, avrà riflettuto molto, sarà andato oltre anche se stesso tante volte per riuscire a trovare la giusta visione, la giusta apertura mentale per apprezzare la natura. Eppure anche la compassione e anche il rammarico di non poter fare di più è una di quelle caratteristiche che io consiglio a tutti i praticanti. Cercate sempre di porvi in quest'ottica, di fare di più, ma non solo per voi, di dare l'ottica e la prospettiva di cose belle anche ai vostri compagni, da maestri anche ad altri maestri, anche ad altri allievi. I senpai si prendano cura di questa cosa e veramente la propaghino il più possibile sui koai, sui gradi più bassi, perché diventeranno delle persone che sanno vedere le cose e le persone di valore con una scala di valore probabilmente diversa. Detto questo, io ho finito, spero di essere stato abbastanza chiaro e di non aver parlato troppo. Ci vediamo alla prossima puntata.